Ok, buongiorno. Tutto bene con voi? E questa squadra qua oggi tutto a posto? Mi hanno appena chiamato là del Piave, la temperatura dell'acqua è sotto zero, ok? Abbiamo dei battesimi oggi, per noi è una grande gioia. Já abbiamo celebrato un mese fa e oggi novamente. Sarà l'anno che avremo più battesimo in questa comunità. È un regalo che Dio ti dà. Così vedere la Chiesa che cresce, che si moltiplica. E è prezioso vedere questa azione di Dio. Dio ci sorprende sempre. O bello della vita è che quando eu comincio a preoccuparmi con qualcosa, Dio mi guarda: Caio, calma, l'opera è mia, sono io che sto controllando, sono io che sto lavorando. Calma, riposati in me. E è Dio che agisce. Tante volte noi passiamo dei momenti difficili come persona, come Chiesa, ma è Dio che vuole manifestare la sua gloria. Perché quando vogliamo controllare le cose, noi stiamo perdendo una esperienza con Dio. Quando Dio comincia a controllare le situazioni, quando noi ci buttiamo nella sua mano, è lì che percepiamo che c'è un grande Dio nella nostra storia. Amen? E oggi vogliamo vivere questa esperienza com culto, dopo celebrando i battesimi. E oggi vogliamo vivere un culto molto speciale, perché ogni culto è diverso. Sempre c'è una nuova esperienza, una parola del Signore che si rivela nel nostro cuore per una trasformazione. E è questo che vogliamo vivere oggi, una vita spirituale, non guidata dai nostri pensieri, ma guidata dal Signore. Amém? Preghiamo, chiudi i tuoi occhi. Pensa nella tua vita in questo momento, che cosa stai portando per offrire al Signore? Il tuo cuore, la tua mente, che cosa stai portando al Signore? I tuoi problemi, la tua gioia. Quando arriviamo a una celebrazione come questa, stiamo portando davanti al Signore qualcosa. I genitori oggi che stanno portando i figli, e è prezioso questo. Quanto è bello vedere un passo, una decisione per il Signore. Stiamo portando la nostra storia davanti al Signore. Stiamo arrivando qua oggi portando tutto quello che c'è dentro di noi. E anche tante volte portiamo i nostri gridi, le nostre sofferenze. E tante volte abbiamo litigato con Dio e portiamo davanti a Dio questa situazione, e quando stiamo davanti a Lui riconosciamo: Lui ha ragione. E quello momento di litigio con Dio, eu me calmo, me tranquillizo e sento che c'è un Dio. Stiamo iniziando un cantico, con questo culto, com um cantico di adorazione, di lodare il Signore. Dio ci ha creato per adorare. Dio ci ha dato le condizioni di capire una vera adorazione. Ci ha dato ragionamento. Siamo una creazione fatta alla immagine e somiglianza di Dio. Siamo solo noi. Neanche gli angeli hanno avuto questo privilegio che noi abbiamo. Gesù è morto sulla croce per noi. Il sangue di Cristo Gesù è per noi. Grazie, Padre. Grazie che possiamo iniziare questo culto in celebrazione a Te, in riconoscimento. Grazie che possiamo iniziare questo culto vivendo a nossa história insieme alla Tua storia. I nostri sogni che siano i Tuoi sogni. E che possiamo vivere questo culto, Padre, con tanta ricchezza spirituale, a vivere questa grandezza con Te, insieme a Te e con i fratelli e sorelle. Grazie. Questo culto è per Te, è la nostra offerta. Questo culto offriamo a Te. Questo culto, Padre, lasciamo nelle Tue mani, e che Tu possa, Padre, rivelarsi a noi come Tu desideri, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo adorare il Signore, cantare. Già hai salutato le persone lontano da te? Vicino penso di sì, no? Ma quelle che sono più lontane. Già hai dato un abbraccio a queste persone che può darsi che tu non conosci, che tu non sappia, ma che tu possa dire: adoriamo il Signore insieme, possiamo vivere questa sfida con gioia al nostro Dio e lodare a Lui. Amém? Amém. Ok, 3, 2, 1, adoriamo. Amém.
La nostra settimana è stata meravigliosa nella presenza del Signore. Abbiamo fatto lotte, vittorie e questa mattina noi abbiamo il tempo di celebrare il Signore. La parola del Signore dice: entrate nelle mie porte con lode, in ringraziamento, ricordando di ciò che Lui è. La lode, ma io non riesco a cantare, non riesco a alzare le mani, non riesco a battere le mani. È la risposta della settimana che tu hai avuto. È il ricordo. Quando tu ti ricordi di quello che il Signore è per te, quando tu ti ricordi di quello che Lui ha fatto per te, è spontaneo di lodare Lui, di celebrare Lui. Quindi più noi gioiamo nella presenza del Signore, più Lui si fa presente e più gioisce anche, perché il Signore trova gioia nella nostra adorazione. Amen? Amen? Lodiamo il nome del Signore. Lodino gli angeli, lodi in cielo, ogni creatura celeste lassù. Tutto lodi Dio.
degno, Signore. Lui è degno di maestà e gloria, Lui è degno di maestà e onore, Lui è degno di maestà e gloria, Lui è degno di maestà e onore. Noi eleviamo Eleviamo le nostre mani, adoriamo Gesù, l'agnello di gloria, esaltiamo il paragonabile Salvatore, vive per sempre, il grande San Gesù. tutti insieme. Lui è degno di maestà e gloria, Lui è degno di maestà e onore, Lui è degno di maestà e gloria, Lui è degno di maestà e onore. Eleviamo le nostre mani, adoriamo Gesù, l'agnello di gloria, esaltiamo il paragonabile Salvatore, che vive per sempre, il grande San Gesù. Gioia na presença do Senhor. Eleviamo le nostre mani. Eleviamo le nostre mani, adoriamo Gesù, l'agnello di gloria, esaltiamo il paragonabile Salvatore, che vive per sempre, il grande sole che vive per sempre, il grande sole che vive per sempre, il grande sole Gesù. Lui vive per sempre, amém? E vive in eterno ed è qui presente in mezzo a noi. Alleluia. So che la presenza del Signore qui questa mattina tanti non hanno mai sentito, ma nel nome del Signore Gesù questa mattina tu sentirai qualcosa di diverso che non hai mai sentito, perché il Signore ci chiama alla sua presenza. Quando noi pensiamo che siamo lontani da Lui, Lui alza la mano e dice: oh, ops, sono qui e io ti chiamo, ti attiro l'attenzione. E noi qui oggi attiriamo l'attenzione della presenza del Signore. Noi diciamo: Signore, noi siamo qui per lodarti, per ringraziarti, oh Padre, e siamo pronti ad ascoltare la tua parola. Siamo pronti ad ascoltare ciò che Lui vuole per noi questa mattina. Il nostro rifugio, è il nostro sole che ci riscalda ogni mattino. È soltanto per la misericordia del Signore che noi siamo qui questa mattina e noi lodiamo il suo nome, perché Lui è degno di ogni lode, di ogni onore, è creatore di tutto il mondo ed è quello che controlla tutto, è nel controllo di tutto. E noi lodiamo te, Signore, perché noi non siamo niente senza te, oh Padre. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontarlo, tu sei mio rifugio. Se nel mare io
sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, Lui è il nostro rifugio. mio rifugio, se nel mare io affogo la tua mano, su mi riporta per respirai, mi fa camminare sopra le acque, tu sei Signore, tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Alleluia. Se nel mare io affogo la tua mano, su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque, tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Cantiamo. Sulla chiesa. Ancora per finire. Alleluia, teu nome, Senhor. Senhor, glória ao teu nome, Senhor, perché noi possiamo fidarci di te, noi possiamo confidare in te, oh Padre, perché sei un Dio potente, sei un Dio presente. E noi ti ringraziamo, Signore, perché la nostra settimana è passata, adesso inizia un'altra settimana. E noi chiediamo, Signore, che tu possa stare nel controllo, perché noi sappiamo che tu sei un Dio potente, sei un Dio presente
E noi lodiamo, Signore, perché la nostra vita è nelle tue mani. Che tu possa, Signore, guidarci, Signore, perché non, senza te non siamo nulla, Padre. Lodiamo il nome del Signore. Lottiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre lo adoriamo. Loda il Signore. In mezzo alle tribolazioni, il nostro Dio è il vincitore mentre lo adoriamo. Celebra il tuo Signore. Vittorioso sei, nella tempesta stai. Tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sei stai. Il suo nome. Tuo nome mai cambierà. L'inferno non esisterà e nulla mai ci fermerà. Io ti adorerò. Le
sempre está, tuo nome validerà. Vitorioso sei. Vitorioso sei, nella tempesta Sei presente in mezzo a noi. nome infallibile, i regni crollano, tuo trono È qui, Signore. tuo nome mai cambierà. Alleluia, il tuo nome, Signore. Alleluia, il tuo nome, Signore. Glória, glória, glória al tuo nome, Signore. Ricevi la nostra adorazione, oh Padre, e para i nostri cuori questa mattina, Signore. Noi siamo qui, pronti ad ascoltare la tua parola. In nome di Gesù, amém e amém. Amém. Potete sedervi. Amém? Nosso grande Dio è potente, il regno crollano, ma il trono di Dio sussiste per sempre. Questa musica è stata fatta parte di un campeggio dei ragazzi e per noi come Chiesa è stata una musica storica perché il regno di Dio si mantiene, il trono di Dio si mantiene, quello che è di Dio è eterno e questo noi non possiamo mai dimenticare. Tante volte noi pensiamo che le cose che Dio sta facendo cominciano a crollare, mai crollerà quello che è del Signore. Quello che il Signore inizia va fino alla fine. E sappiamo che tra poco Gesù ritornerà. Abbiamo fatto un studio questa settimana con un gruppo di persone del ritorno di Gesù e Lui ritornerà. Tu sei pronto? Sei pronto? Che quando Gesù ritornerà sarà così, tchuf! E já saremo nella sua presença eternamente. E ali in quel momento è un momento do incontro eterno. E questo succederà. Io sono sicuro che stiamo arrivando negli ultimi tempi, perché i segni biblici dimostrano che veramente Gesù sta tornando. E i miei piedi devono essere nel luogo dove Dio mi ha chiamato ad essere e manifestare questo che Lui desidera che io manifesti e viva questa gloria. Amém, Chiesa? Ok, un giorno di festa oggi, vivendo il sogno di Dio. Tu continua sonhando il sogno di Dio ou não? Ou tu estás sonhando i tuoi sogni? Ok? Tu sapevi che i tuoi sogni si diventeranno incubi? Ma il sogno di Dio saranno i nostri sogni e saranno un sogno eterno. Perciò i miei sogni devono entrare nei sogni di Dio. In modo che eu possa vivere questa esperienza di sognare quello che Dio desidera. Parliamo di un personaggio che sognava tanto. Chi si ricorda di questo personaggio? Come si chiamava? Giuseppe, parleremo di Giuseppe, parleremo di un popolo di Dio, un popolo che sognava e tante volte o popolo si è smesso di sognare e questa Chiesa deve continuare a sognare e prima di iniziare il messaggio, circa 2 o 3 anni fa, abbiamo cominciato a sognare di vedere questi nostri ragazzi, giovani, adolescenti e preadolescenti, vivendo, adorando il Signore qua sabato sera e ieri eravamo più di 70. Chi conosce la storia di questa Chiesa, agosto, con circa 70 ragazzi qua, più i genitori, era un sogno che si diventa una realtà. Tu stai portando i tuoi figli per un sabato sera qua? Alleluia, cari. Vedere questi ragazzi adorando il Signore è una gioia. Io lo so che Dio vuole fare di più. E noi dobbiamo continuare a sognare. E noi dobbiamo vedere che sabato è una realtà che noi abbiamo oggi. E il pastore, ma noi possiamo cancellare il culto di sabato? No, sabato è un incontro ufficiale. Il 28 di settembre noi staremo iniziando un nuovo momento. Como se dice, Márcia? Um H-Move.
E será um movimento com i nostri giovani, adolescenti e pré-adolescenti che sarà storico in questa chiesa. Il 28 di settembre sarà la partenza. Così stiamo preparando, organizzando, perché noi vogliamo vedere questa generazione adorando il Signore. Perché questa generazione di giovani, adolescenti e pré-adolescenti devono cambiare una storia di Treviso, del Veneto, d'Italia e del mondo. E tu sei stato chiamato a questa storia. Ma o quanto è bello quando la Chiesa cresce, non è il problema crescono, le opportunità crescono. Chi ama lavorare con i bambini? Per favore, próximo venerdì alle ore 18, 19, non mi ricordo, faremo un incontro qua per organizzare il ministero dei bambini con i monitori, perché sabato sera adesso è una opportunità per lavorare con i bambini. Noi stiamo con 4, 5, 6 bambini ogni sabato. Così sabato, se tu vuoi lavorare con i bambini, venite venerdì, perché noi staremo organizzando questo lavoro per sabato e anche domenica, perché è una nuova realtà nella Chiesa. E tu mi dirai, ma pastore, ma incontro di sabato è giovane, adolescente e pré-adolescente, no? Sì, ma i genitori portano i figli e portano i figli piccoli. Così lavoriamo anche con i bambini. D'accordo o senza accordo? Ok, cari, andiamo alla predica. Genesi 39, 1-3. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quelli ismaeliti che ce lo facevano condotto. E il Signore era con... Che bella questa frase, no? Il Signore è con te, il Signore è con Caio, il Signore è con Walter, il Signore è con Sorinho, il Signore è con... questo ragazzo che vuole andare via ma non andrà via, Leonardo. Ou seja, o Signore è con noi, ou seja, il Signore è con te. E lui riusciva bene in ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Che bella la storia di Giuseppe, no? Tutto quello che lui faceva cresceva, tutto quello che lui faceva era con qualità, tutto quello che lui faceva c'era qualcosa di interessante, stupendo, meraviglioso e la gente percepiva. Perciò quello che vorrei camminare questa mattina è un Dio che sogna. Abbiamo un Dio che ci ha creato per sognare e Dio sogna. Perciò o exemplo clássico qua di Giuseppe è che il sogno di Giuseppe cominciava a venire, succedere, ma il sogno non era di Giuseppe, era un sogno di Dio. E Dio ha messo nei nostri cuori di sognare, di desiderare. Non lo so quanto di qua già sono mesi di sognare, di creare dei progetti, di vedere le cose stupende e belle. Ossia, eu sempre digo que estou arrivando alla mia pensione tra 2 anni, ma io non posso fermarmi di sognare, non posso. Che quando mi fermo di sognare c'è qualcosa di sbagliato nella mia vita. Eu devo continuare a sognare. E Dio inserisce il popolo di Israele a conquistare la terra e a conquistare dei popoli com sonho, com progetto. E in quel modo eu devo imparare che questo popolo di Dio doveva continuare a sognare. Perciò il sogno di Dio dimostra in noi una gioia. Uma pessoa que está sonhando e sonho de Deus é sempre satisfato, é feliz, é alegre, está sempre pronto. E quando nós começamos a perder o sonho de Deus, a nossa vida se ferma e começamos a ver uma vida apática e uma vida que não te sono le aventure. E Deus te ensina a sonhar. A nossa grande sfida é sonhar e sonho de Deus e não em nosso sonho. Porque i miei sogni sono momentanei e finiscono subito. E viene la delusione. E viene tante volte um incubo, come abbiamo parlato prima. Ma i sogni di Dio sono eterni. E quando eu comincio a entrare in questa dimensione, in questa conoscenza, in questa ricchezza di una camminata con il Signore, eu comincio a conoscere il Signore come Lui è, e eu comincio a sognare i sogni di Dio, che sono molto più alti. Perché i miei sogni oggi, eu devo cominciare a percepire, será que sono i sogni di Dio? Tu já hai smesso di sognare o no? Sì o no? Tu hai cominciato a sognare e oggi sembra che tutto è calato. Perché tu hai smesso di sognare? Perché ti sei fermato nei sogni? Perché oggi la tua vita è persa quella gioia e quell'allegria? Perché oggi tu non stai sognando i sogni di Dio? Che cosa ti è successo? Ossia, tante volte nella nostra vita soffriamo con qualcosa e noi cominciamo a perdere i sogni del Signore.
Perciò noi non possiamo perdere i valori più alti della vita. Noi non possiamo cadere nella tentazione di cominciare a perdere la gioia di servire il Signore e quell'intimità con il Signore. C'è un testo in 2 Corinzi 11:3 che dice così: ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nel riguardo di Cristo. Serpente, o diavolo, viene e comincia a lavorare nella nostra mente per togliere i sogni che era un sogno di Dio. Ossia, il serpente viene e seduce Eva con la sua astuzia. E le menti sono state corrotte. E noi abbiamo perso la semplicità della parola, la semplicità di Cristo, la ricchezza dentro della semplicità di vivere i sogni di Dio. L'astuzia dell'inganno è arrivata tante volte nella nostra mente e noi siamo smessi di sognare. Noi ascoltiamo un inganno e crediamo. Noi ascoltiamo una bugia e crediamo. Noi ascoltiamo, vediamo una situazione e crediamo. E quello sostituisce un sogno, un progetto di Dio nella tua vita. Eu devo ritornare a sonhare. Eu devo ritornare a avere intimità con il Signore. E una cosa che mi preoccupa tante volte, adesso abbiamo qua, oggi 4 ragazzi qua, che daranno la loro testimonianza, ieri già abbiamo vissuto 2, e quello che mi preoccupa tante volte è la nostra vecchiaia di credenti che toglie la gioia di un neo convertido. Quanti di noi che siamo credenti da anni togliamo la gioia di un bambino nella fede? Bambino non parlo di età, io parlo di una nuova nascita in Cristo. Quanti di noi abbiamo tolto oggi la semplicità, la bellezza do Evangelho? Tu stai sonhando il sogno di Dio? Fa una autoanálise in questo momento. Quando io ho perso di gioire con il mio Signore? Quando io ho perso di gioire con un cantico? Qual è bellissima questa canzone, né? E se io non ho cantato questa canzone oggi con gioia, com alegria, è perché io mi sono perso nella mia mente e non sto sognando il sogno di Dio. Vitorioso? Canta, vamos lá. Cantiamo, cantiamo. Loro non avevano le parole, perché ciò che non avete cantato, no? Monique, vai di nuovo lá. E cantiamo novamente. Nós dobbiamo cantare con sonho, com sonho, com sonho. Adesso non c'è scusa, ok? Adriane? Tu nome infallibile, i regni crollano, tu trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Alleluia! È questo Dio che è vittorioso. E anche quando eu sono in mezzo alla tempesta, io sogno il sogno di Dio, sto pronto a combattere e vivere questo. E perciò che eu non posso ascoltare le persone intorno a me, eu non posso ascoltare le dinamiche di tante situazioni che tolgono la mia gioia di sognare il sogno di Dio. Eu devo servire bene al mio Signore. Galati 5:7, c'è un testo che mi piace tanto. Dice così: voi correvate bene. Chi vi ha fermati perché non obbediate alla verità? Tu ti sei convertito, eravate bene, c'era gioia, c'era allegria, serviva, era pronto, suonava, cantava, predicava, era pronto a servire il Signore e tra poco, ciuff, la tua vita si è diventata un incubo. Che cosa è successo? Che cosa è successo?
Io devo nuovamente ritornare a vedere dove è successo questo, pentirmi della mia storia e ritornare a sognare con Dio e vivere questa gioia che possa inondare il mio cuore. Noi dobbiamo sognare, noi dobbiamo sentirsi veramente vittoriosi nel Signore, e è questa la parola del Signore. Altrimenti avrò dentro di me una síndrome di cavalletta, ossia io sempre mi sento piccolo, non ce la faccio, non riesco, ma il Signore dice não, né? Tu sei meu filho, tu sei prezioso, ti ho creato in modo stupendo e maravilhoso. Lo Spirito Santo, mio Spirito, è Dio dentro di te e tu ce la fai a conquistare, a vivere questa intensità, questa gioia. Tu sei un vittorioso in Cristo. Perciò cominci a sognare, cominci a vivere questa esperienza. Quando c'era Goliat lì davanti, lui voleva umiliare il popolo di Dio, ma arriva un ragazzino di 17 anni, piccolo lì, e con una pietra ciuffa distrugge quello che voleva togliere un sogno. Davide aveva un sogno, era un sogno di manifestare la gloria del Signore. Davide aveva un sogno nel Signore perché ele adorava, cantava, celebrava, viveva com o Signore. La terra promessa era un sogno per il popolo di Dio, ma c'era delle gente lì che non ce la facciamo, sono più grandi di noi, torniamo in Egitto, è meglio la schiavitù, è meglio ritornare al peccato, ma non stare a vivere delle conquiste di vittoria e affrontare i giganti. No, noi dobbiamo entrare nella terra promessa. E sabato è una terra promessa per noi e noi dobbiamo conquistare. E Dio ci ha dato dei giganti per distruggere. C'era la arca, c'era o dilúvio, c'era um povo proteto, ma c'era o Noé que sonhava il sogno di Dio. E questo Noé stava construindo, e la gente intorno dicendo: tu sei matto, tu sei pazzo, tu non ce la farai, non succederà niente. Ma Noé continua a sognare il sogno di Dio e vede la arca e salva quella generazione. Tante volte noi pensiamo che trevigiani, italiani, gli europei sono difficili di conquistare e di predicare o Evangelho. No, tu ce l'hai lo Spirito Santo di Dio, tu ce l'hai la parola di Dio nella tua bocca, tu ce l'hai lo Spirito Santo di Dio, e è questa parola che convince, e è questa parola di Dio che comincia a trasformare la gente. Tu ce l'hai la presenza di Dio nella tua vita, comincia a vivere questo sogno. Dio usa Paulo, una persona che perseguitava o Evangelho, per trasformare quel momento. Dio usa la tua vita com a Itália per sognare il sogno di Dio e conquistare questa Itália. Perché tu sei in Itália? Pastore, per lavoro. Que lavoro niente? Ah, sono qua per studiare. Que non è per studiare neanche lavoro. Tu sei qua per manifestare la gloria del Signore. E o lavoro è soltanto una scusa del Signore. In modo que tu deve entrar no sonho de Dio. Se tu cominci a sonhar e tuoi sonho de conquistar uma casa, uma máquina, qualcosa com a Itália, é um incubo. Mas se tu cominci a sonhar e sonho de Dio e conquistar le persone a Cristo, lì si diventa um sonho. E tu avrai entusiasmo de vivere. Perciò eu devo continuare a rientrare in questa storia di sognare il sogno di Dio. Paulo è andato a predicare a Roma. Noi abbiamo Roma a fianco. Nós siamo qua per proclamare la gloria di Dio, il sogno di Dio. Eu devo entrare nelle sinagogue, eu devo entrare in qualsiasi posto per vivere questa esperienza della grandezza del Signore. Eu non so se il pastore Sandro ha parlato domenica scorsa dell'esperienza che abbiamo vissuto settimana scorsa. Stavamo facendo io e il pastore Sandro davanti a delle persone con alta conoscenza biblica. Io e il pastore Sandro, nella semplicità della parola, abbiamo predicato la parola del Signore davanti delle persone con fortissima conoscenza biblica. Alla fine le persone sono venute e hanno detto davanti al microfono: noi dobbiamo ritornare a loro nella semplicità e nella potenza della parola del Signore. Neanche nei miei sogni più lontani in Brasília eu potevo immaginare di stare in quell'evento di 2 mercoledì fa. E eravamo io e pastore Sandro insegnando o livro di Prima Giovanni. Era um sonho que nem que eu avevo sonhado, porque era troppo alto. Mas le via do Senhor, e sonho de Dio sono molto più alto delle nostre vie. E Dio vuole che noi continuiamo a sognare. C'è qualche sedia vuota a tuo fianco o no? Riempi questa sedia con un amico tuo nella prossima domenica. Riempi questa sedia con una persona che comincia a sognare il sogno di Dio. Riempi questa sedia. Noi dobbiamo continuare a evangelizzare. Noi abbiamo lasciato Dio da parte.
E abbiamo pensato in noi, nel nostro ombelico, nella nostra vita, e stiamo perdendo questa gioia no Signore, e siamo entrati in un'apatia spirituale, siamo entrati in un letargo spirituale, siamo entrati in una indolenza spirituale, e noi stiamo perdendo la visione del Signore. La tua vita está sonhando com entusiasmo, ou tu está vivendo um letargo, uma apatia espiritual? Ritorna ao Signore, viva questo sonho. E sonho diventerá uma coisa estupenda se tu estás sonhando o sonho de Dio. Nós vogliamo sonhare com o locale, vogliamo sonhare com a chiesa piena, vogliamo sonhare com o pio battesimo, vogliamo sonhare com evangelizzazione, entrando nelle piazze, proclamare o evangelho. Dobbiamo sonhare di fare qualcosa di nuovo per il Signore. Dobbiamo continuare a sonhare. Dobbiamo vedere la chiesa piena di bambini, facendo dei rumori qua dentro di questa sala. Dobbiamo continuare a sonhare quello che Dio desidera. Nós dobbiamo conquistare. Nós não possiamo entrar nella letargia. Continuate a sonhare, chiesa. E quando voi cominciate a vedere il progetto del Signore e non guardare a voi stessi, voi cominciate a vedere la grandezza del Signore. C'è un testo in Numeri, capítulo 14, 1 e 2. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e si alzò in alta voce, e o popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aarone, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel deserto, nel paese d'Egitto, fossimo pur morti in questo deserto. Allora tutta la comunità parlò di lapidare, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno di tutti i figli di Israele. E il Signore disse a Mosè: fino a quando mi desprezerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me? Dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro, io lo colpirò con la peste e li distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. Era un momento di entrare nella terra, e il popolo si fermava di sognare perché c'erano dei giganti. Tu já sei stato smesso di sognare qua quando è successo qualche problema e qualche gigante davanti? E o Signore dice: ma dove è la fede? Sono io che vi ho portato finora e vorrei vi portare ancora di più. Continuate a sonhare, a combattere e credere che io sono con te, io sono con voi, e noi affronteremo e conquisteremo. Quando mi ricordo di questa storia del popolo di Israele guardando il problema e non guardando il Signore, io comincio a percepire: loro hanno visto miracoli, delle grandi cose, e hanno perso la gioia. Quanti di noi, tante volte, abbiamo visto delle esperienze profonde com o Signore, grande esperienza com o Signore, e abbiamo perso questa gioia, e abbiamo cominciato a guardare a noi stessi. Noi siamo piccoli e loro sono grandi. E qua che c'è quel famoso texto di cavaletta. Noi ci sentiamo delle cavalette che non possiamo affrontare i giganti. Ma il Signore è con noi. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Se il Signore è con noi, avanti. Tu sei sicuro que o Dio é com te? Avante! Deus está sonhando em conquistar a terra promessa. O povo se lamenta, é impossível. Nós não possiamo, nós preferimos a escravidão. E Deus diz: não, avante, chiesa. Ragazzini, avante. State prendendo uma decisão hoje. Sembra que vai siete piccoli, mas não siete piccoli, não. Avante. Perché adesso inizia per voi un combattimento molto più grande. E non mollare di quello che il Signore vi ha rivelato nel vostro cuore. Non desistere di sognare il sogno di Dio. Avante. Amém? Tutto a posto? Ok, altrimenti vi lascio 5 minuti in acqua. Ok? Perché io non posso perdere il valore e cercare le briciole. Io devo cercare quello che è più alto e grande. Le 10 spie lì hanno detto no. Ma 2, Josué e Caleb, e o Signore è con noi. Davide, o Signore è con me, o Signore che mi darà tu nelle mie mani. E aí é qua che noi dobbiamo combattere. Noi stiamo entrando in una battaglia, e questa battaglia non finisce mai. Perciò io devo ricordarmi questa storia di Giuseppe, perché lui non guardava i suoi dolori. Giuseppe è stato abbandonato dai suoi fratelli, è stato venduto dai suoi fratelli, loro volevano venderlo. E dopo Giuseppe va in una casa, era un schiavo in quella casa. Dopo lui non commette nessun delitto, ma nonostante questo va in carcere per 2 anni in carcere, ma lui non si lamenta. E io quando comincio a guardare le briciole, quando comincio a guardare a me, quando comincio a guardare i miei dolori, io abbandono di sognare il sogno di Dio. Eu não posso ser egoísta de guardar a me stessi. Eu não posso pensar que tutti mi abbandonano. Em vez de guardare outro, nós guardamos troppo a nós stessi. Quante volte tu ti lamenti? Quello che è successo con me, estou sofrendo questo, estou vivendo questo. Basta!
Dio non è con te. Dio non è con te. Consegna tutta questa storia nelle mani del Signore e il Signore farà un miracolo nella tua storia. Romani 16:18. Costoro infatti non servono il Signore, il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre guarda se stesso. Con il dolce lusinguere parlare si educano il cuore dei semplici, Filippesi 3:19, la fine di quale è la perdizione, il loro Dio è il ventre, è loro stessi, la loro gloria è ciò che si torna a loro vergogna, gente che ha animo alle cose della terra. Nós não possiamo essere così. Nós siamo vittoriosi. Nós siamo dei combattenti a vivere e manifestare la gloria del Signore. Dio ci ha chiamato a questo. Nós non siamo dei soldati che siamo fermati. Noi siamo dei soldati che continuiamo a combattere. A combattere. Qualcosa ti ha tolto la gioia? Cosa ti ha tolto la gioia? José, nonostante tutto l'abbandono, la solitudine, lui non si lamentava. Giuseppe, quello ragazzo che sognava, non si lamentava per niente, ma era sempre pronto a combattere, a servire. Stava sempre ali com la priorità nel Signore. La priorità è nel Signore. La mia priorità è nel Signore. Lui sapeva discernere qual era o momento giusto. Perciò doveva continuare a sonhar il sogno di Dio. Tante volte noi perdiamo di sognare perché noi cominciamo a inculpare le persone della nostra tragedia e della nostra storia. Io oggi sto vivendo questa situazione perché nel passato ho vissuto una esperienza negativa. Oggi sto vivendo questa tragedia spirituale perché qualcuno mi ha fatto un male. Già è successo questo con te o solo con me? Io mi sono allontanato dalla Chiesa un anno per questo. Ho cominciato a inculpare gli altri. La Chiesa, la struttura, ho cominciato a inculpare. E mi sono allontanato. Che disastro quell'anno. Ma grazie a Dio che Dio mi ha ripreso e mi ha portato alla gioia. Io posso essere qua oggi. Grazie a Dio. Io non posso inculpare gli altri per quello che sto soffrendo. O problema è con me. E è lì che il Signore ha trasformato la mia vita e che ho ricominciato a sognare. Giuseppe lì era dentro di un pozzo, Giuseppe era un schiavo, era dentro di una prigione, e lì era dimenticato nella prigione, ma non inculpava nessuno. Perché lui sapeva che questo vittorioso Signore che sognava, lui continuava a sognare il sogno di Dio e trasmetteva alla futura generazione il sogno di Dio. Genesi 45, 4-8, Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. E loro ali avevano paura della morte, forse. Quando si avvicinarono a ele e disse: io sono Giuseppe, vosso fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto, ma ora non vi rattristate, nem vi dispiace di avermi venduto, perché io fossi portato qui, porque Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti, sono 2 anni la carestia nel paese, e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto neanche mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avrete mandato qui, ma è Dio. Quello che è successo nella storia nel tuo passato non è colpa loro, ma è Dio. Perché Dio voleva che tu creassi radici, che la tua fede potesse essere più salda, fortificata. E Dio stava preparando um sonho molto più alto. E nós não possiamo perdere. Non posso lamentar-me, inculpare la gente. Quando eu comincio a inserire le persone, eu estou perdendo na experiência com o Signore. Non siete stati voi a portarmi qui, ma Dio. Se mi fermo a sognare, è quando inserisco il colpevole nella vita. Eu não posso fare questo. È Dio che sta controlando tutta la mia storia e la mia vita. È a Lui che io celebro. Perciò io non posso, quando io comincio a dubitare di questo Dio, un altro problema è che comincio a entrare nella incredulità. Dio può fare molto di più quello che io penso? Nessuno crede? Era una domanda, ok? Non era un'affermazione. Dio può fare molto di più di quello che io sto pensando? E vuole fare con te, con la tua vita. Cominci a sognare. Sto guardando qua tanto Paulo Henrique, no? Che abbiamo parlato con i ragazzi, no? Paulo comincia e continua a sognare le cose più
più alta, più grande per questo gruppo dei ragazzi. Non ti smette mai di sognare, non smettere mai. Continua, eu falo com o Luiz, porque abbiamo parlato qualche tempo fa, de continuare a vedere i ragazzi com um grande sonho. Continuate a sonhare nelle cose che tu sembra impossibile. È lì che Dio vuole fare un miracolo. Eu não posso entrar nella linea da incredulità pensando che non ce la faremo. Ce la faremo sì. Perché il Signore è con noi. Cantiamo di nuovo? Monique, 2, 3, 1, via. Hoje sei tu lì. Da Altimidra, pastore, tu sei sempre così. Lá, Jacqueline, 3, 2. Cantiamo, Chiesa. Sonhando, sonhando. Mai cambierà. É o nosso Dio. Quando eu entro nella incredulità, eu me fermo di sognare sogni di Dio. I sogni di Dio sono altissimi. I sogni di Dio sono grandi. E Dio está sonhando em manifestar a sua glória em questa terra. Deus está sonhando de manifestar a sua glória com a Villorba, Treviso, Veneto, Itália. E Deus vuole usare quale persona? Non sono gli angeli, non sono gli altri, sei tu. E Deus está sonhando e está dizendo, quella persona. E quella persona è qua seduta oggi. Sei tu, siamo noi. É Deus que está desiderando e está sonhando. L'incredulità significa trascurare le promesse do Signore. É credere soltanto nel visibile. Nós dobbiamo camminare com la testa nella testa del Signore, nella mentalità del Signore. Eu devo camminare come um servo per il Signore. É ali que sono in sogno. Perciò integrità con Dio, eu vado na cisterna. Integrità con Dio, sarò un servo di un ufficiale. Integrità con Dio, sarò in prigione. Integrità con Dio, sarò dimenticato in prigione. Integrità con Dio, sarò sul trono. E questa è la storia di Giuseppe. E questa che sia la tua storia, l'integrità, integrità, 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 integrità. E quando sembra che sono là in fondo al pozzo, integrità. Quello che si umiliano, Dio lo esalta e porterà nelle cose più alte che tu non puoi neanche immaginare. Dio está sonhando. E Lui está sonhando e vuole che noi continuiamo a sonhare con Lui. Dio guarda oltre. Dio está sonhando. E desidera que tu sonhe, sonhe, sonhe. E nosso Dio não é assente, não é passivo, não está em uma letargia como le orse. Dio é presente, está sonhando em mezzo alla sua chiesa, que sei tu, que siamo noi. Amém, chiesa? Sonhamos. E tu pode condividere con me e com o pastor Alessandro, pastor, stiamo sonhando questo sonho così, sempre na surdità. Se é um sonho de Dio, haverá. Haverá. Comente a entrar em questa história. Haverá uma cisterna, haverá uma esclavitud na casa, haverá uma prigione, sarà dimenticata in prigione, ma dopo haverá um trono. Terça volta e l'ultima. Monique. Crollano, tu trono sempre está, tu nome mai cambierà. Nosso Padre, quanto grande, que privilégio de sonhar i tuoi sogni. Que riquezza, Padre. Entrar em um mundo espirituale que ancora não abbiamo visto. Entrar em um mundo, oh Padre, dove c'è una rivelazione tua. Entrar em um mundo espirituale, oh Padre, dove possiamo sentirti. Que riquezza, Padre. Sonhar i tuoi sogni. E tu hai dato a noi questo privilégio. Sembra che tutto finisce.
Sembra che non avremo più speranza? Sembra che non c'è più possibilità. Ma è lì, oh Padre, che verrà un miracolo tuo. La incredulità non può entrare nella mia vita, ma la certezza, la fede e la sicurezza che tu farai un grande miracolo, sì. E è lì, oh Padre, che o grande succederà. Sono i tuoi sogni. I tuoi sogni, oh Padre, sono le tue promesse. E le tue promesse, Padre, succederanno. Perché tu sei un Dio eterno. E è quello che tu farai. Che questa Chiesa, Padre, possa continuare a sognare. Che questa Chiesa, Padre, possa continuare a combattere. Che questa Chiesa, Padre, possa andare oltre. A vivere, Padre, i tuoi sogni. E che noi possiamo vedere tanta gente riconoscendo che Gesù è il Signore, alla tua gloria. Noi siamo qui, oh Padre, per un sogno tuo, per un proposito tuo. Noi siamo qui non per guardare a noi stessi, perché se noi guardiamo a noi stessi, sono i lamenti e noi togliamo la gioia degli altri. Ma quando guardiamo a te, noi vediamo la gioia degli altri e i tuoi sogni, Padre, diventeranno una realtà per tutti noi. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Sonhamos? Com questo amém. Cominciamo il messaggio? Sogniamo? Ok, cantiamo. Momento di offerta, momento di décima, momento di consacrazione. È un momento che faremo adesso ao nosso Signore. Sognare. E questo momento è speciale per noi. Tante volte, le décime, offerta. Cari, è un privilegio, è una ricchezza. E noi vedremo le cose grandi che Dio farà tramite quello che noi faremo in questa terra. Possiamo stare in piedi? Ok? 3, 2, 1. Possiamo cantare quali sono? Lui è degno. Cantiamo Lui è degno di maestà e onore e offriamo con gioia ao nosso Signore in questo momento. Amém.
Padre Santo, grazie per la tua bontà, Signore, verso di noi, che è dimostrata ogni mattina, Padre. Noi non possiamo mai lamentarci, Signore, che tu non sei vicino. Padre, tante volte noi chiudiamo i nostri occhi, Padre, perché tante situazioni ci confondono, Signore, e ti mettono, come il pastore dice, il prosciutto agli occhi. Ma noi vogliamo dichiarare questa mattina che i nostri sogni, Padre, si avvereranno e che noi possiamo essere sicuri, Padre, con gli occhi aperti, con gli occhi spirituali aperti per vedere e per ascoltare, Signore, tutto quello che tu vuoi per noi. Benedici queste offerte, benedici il tuo popolo, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Ok, seduti, ok ragazzi. Arriva. È adesso. Sì. Venite tutti e quattro qua. Ieri già abbiamo sentito 2 testimonianze. Settimana scorsa a Belluno abbiamo sentito anche l'altra testimonianza. E adesso arriva qua. I genitori sono con le... Anche il fratello è felice. Ok. Chi sarà il primo? Ok. Più avanti, venite qua. Ok. Manuele, che cosa fai là indietro? Vieni qua. È stato molto interessante quello che Dio fa, no? Perché quando stavo ascoltando la loro testimonianza, loro stavano parlando quanto è stato prezioso quello ragazzo lì nella conversione di questi ragazzi qua. Nella parola, di stare assieme. Io ho chiesto, Emanuele, rimani qua con i ragazzi qua, adotta questi ragazzi qua. Ok. Eric, tu sei il primo? Noi vogliamo sapere della tua certezza, sicurezza, se tu credi in Gesù, è quello che vogliamo. Microfono qua, ok? E con una voce, quando tu sei arrabbiato con Christopher, ok? Ok. Quando è successa la tua decisione per Cristo? Nel camp della chiesa, perché nell'ultimo giorno che era serale, l'ultimo culto serale, dove abbiamo pregato insieme agli altri, abbiamo pianto tanto, abbiamo anche un po' giocato e c'è stato un momento un po' più delicato con Emanuele che mi ha toccato veramente tanto e ho deciso che il Signore è la via, la verità e la vita ed è sempre presente per noi e ci aiuterà sempre nel nostro cammino. Ce l'hai certeza che Gesù è il Signore della tua vita? Sì. Vuole essere battezzato? Sì. Vuole essere una benedizione per questa chiesa? Sì. Sì, ok. Vieni Achilles. La stessa domanda, quando hai accettato Gesù, sei sicuro della tua decisione in Cristo? Microfono qua, Ho accettato Gesù nel camp, nell'ultimo giorno, quando abbiamo fatto quella sera di lode e adorazione, tutti abbiamo pianto e ho saputo che là Gesù, che dovevo vivere per Gesù e nessun altro. E che posso seguire questo cammino senza sbagliare. Credi che Gesù è il Signore della tua vita? Sì. Vuole essere battezzato? Sì. Vuole essere benedizione per questa chiesa? Sì. Lucas, è stessa domanda. Questo ragazzo qua, quando tu preferisci fare la testimonianza, pastor, io preferisco domenica che ci sono più persone, più facile di parlare. Quando hai deciso per Cristo, quando è stata la tua esperienza con Lui? Nel campeggio della chiesa, nell'ultimo giorno, abbiamo predicato con Emanuele e gli altri bambini e ho pensato, dopo che è finito il campeggio, e adesso voglio seguire la mia vita con Gesù, ascoltare la sua parola e vivere e andare in paradiso con Lui.
Amém. Sei sicuro della salvezza? Sì. Amém. Tutto ok, Chiesa, con lui? Genitori, tutto bene? João Henrique è con te adesso, qua è... Ok. La stessa domanda. Quando hai preso la decisione, sei sicuro che Cristo è nella tua vita? Ho preso la decisione quando mio fratello Paolo mi ha portato la prima volta in chiesa e ho visto che Gesù era l'unico Salvatore. Sei sicuro di Cristo nella tua vita? Sì. Vuole essere battezzato con questa certezza? Sì. Vuole benedire tutta questa gente? Sì. Compreso anche tuo fratello? Sì. Pastor, posso fare un messaggio? Sì. Ciao Chiesa, vorrei ringraziarvi per tutti i bei momenti e tutte le cose, i culti, gli studi, i rallegrati, anche le cose piccole che hanno fatto parte del mio cuore. Ok, venite qua. Siete d'accordo con il battesimo loro? Amém. Ok. Manuele, prega per questi 4 ragazzi qua. Avete percepito quanto un campeggio è importante per i vostri figli? Genitore, per favore, qualsiasi campeggio inviate, non sono loro che decidono. Ah, mio figlio non vuole andare. Ma da quando un figlio decide le cose dentro di casa? Sono i genitori. Va, ok? E è questo che è prezioso. Non sono i figli che decidono, sono i genitori, ok? Manuele, prega con loro e... Ok, chiedo alla Chiesa di alzarsi, di imporre le mani su questi ragazzi. È sempre un privilegio poter accogliere nella famiglia cristiana dei nuovi fratelli che adesso combatteranno insieme a noi. Adesso è con voi ragazzi, come dice il pastore. Quindi preghiamo insieme per questi ragazzi. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per queste vite che hai riscattato. Signore, noi sappiamo che tutto quello che avviene nella nostra vita di buono viene da te, Signore. Signore, noi sappiamo che tu sei fedele, che tu rinnovi ogni giorno le tue benedizioni su di noi, sulla tua Chiesa. E noi ti ringraziamo perché col prezioso sangue di Gesù hai riscattato queste vite. Il peccato è morto, Signore, la morte è sconfitta, Signore. Il diavolo è sconfitto. Queste vite sono libere. E adesso, nel nome di Gesù, loro possono vivere una vita di santificazione, camminando verso il paradiso, Signore, con i nostri fratelli, tutti insieme, Padre. E io ti prego che loro possano essere luce e sale per questo mondo, che ogni giorno possano assomigliare di più a Cristo, possano mortificare la loro carne e diventare messaggeri della tua parola in questo mondo. Benedicili, proteggili, Signore, preserva loro e preserva la tua Chiesa, perché tu sei fedele e le tue promesse non mancheranno mai, Signore. Grazie per la tua fedeltà, Signore. Benedice e sigilla questi cuori nel nome di Gesù. Amen. 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 Okay. Potete accomodarvi, anche voi potete accomodarvi, ok? O volete predicare anche, no? Ah, chissà un giorno. Genitore, non dimenticare, ogni sabato c'è questo incontro con i ragazzi qua e è bello che loro stanno invitando gli altri e voi dovete portare in chiesa. Pastore, io penso che devo avere una cucina in chiesa, anche una camera per dormire, non c'è problema. Bello stare qua con loro. Ok? Gli avvisi? Battesimo, oggi partiamo di qua, pranzo al sacco, Covolo di Pedroba, Covolo di Piave, anche adesso ha cambiato nome, ok? Lo stesso posto lì a Barcon. Chi non sa potete seguire qualcuno di noi, anche seguirmi, non c'è nessun problema. Se ha bisogno di un passaggio abbiamo delle macchine qua abbastanza, ok? E cibo ci sarà anche abbastanza, non portato niente, non c'è problema. Dividiamo il nostro cibo là e c'è la moltiplicazione dei pani e pesce, ok? Così non preoccupatevi su questo, staremo lì, battesimo. Conto di coppia, ok? Sarà il sabato 14 settembre con questi 2 personaggi qui, Sansone e Dalila. Un esempio, no? Ci sono delle cose che noi non dobbiamo seguire. E saremo qua condividendo sabato il 14 di settembre alle ore 20. Finisce il incontro con i ragazzi, c'è dopo questo incontro con le coppie. Ok, rallegrati questo sabato, il 7 di settembre alle ore 18:30, lì a CCMI, una chiesa evangelica che c'è a Mestre. Ok, ci sarà un culto qua, un incontro nostro con i ragazzi per adolescenti e giovani. Ok, noi non cancelliamo. Quello che possono andare, non c'è nessun problema, ma quello che non possono potete rimanere qua, faremo il nostro incontro qua, ok?
Finito? Forti e coraggiosi, ok? E non dimenticare, se tu vuoi lavorare con i bambini, venerdì alle ore 19, no? Alle ore 19 qua in chiesa faremo una riunione e anche che iniziare questo ministero dei bambini sabato sera. Wow! Preghiamo. Grazie, oh Padre, per questo culto, questa celebrazione a te. Benedici la tua chiesa. Grazie alla testimonianza di questi ragazzi preziosi, oh Padre, e che loro possano continuare a contagiare tanti gli altri in una vita ricca con Cristo Gesù. Benedici loro. Benedici la tua chiesa. Benedici il tuo popolo. E che possiamo continuare a sognare i tuoi sogni e vivere delle esperienze vive in te. Grazie perché è un privilegio, Padre, essere scelti da te per sognare i tuoi sogni. E grazie, Padre, che è un privilegio camminare in questa via con te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Dio vi benedica, ci vediamo tra poco. Per favore, aspettatemi che io arrivi sulla porta là per non andate via prima di un saluto.